Si parla... Uno. Dobbiamo... Del sindaco. Il migliore. Il migliore. No. È d'accordo lei? Perché no? È il migliore. È il migliore. È il migliore. Per me sì. Allora, cosa vogliamo dire al sindaco? Di tenere in ordine il paese. Ordine cosa vuol dire? Ordine in tutte le cose. Ma dai, già facendo cose buone, dai. No, il sindaco, a parte che è mio cugino. È uno che è partito un po' da... Dai, tuo cugino? Sì, mio cugino. Vabbè. Cugino? Allora ragazzi c'è una bella pure. Arrivederci. Ciao caro, ciao. Ciao ragazzi, buon anno, eh. Allora dobbiamo andare a parlare con il sindaco di Sardara, loro non parlano, buongiorno. 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 Buon anno soprattutto. Buon allora, anno. dobbiamo parlare con il sindaco di Sardara. Che consiglio vuol dare al sindaco? Proprio adesso non mi viene nessuna idea. Ma c'è qualcosa da fare a Sardara o no? Tante cose. Non lo sappiamo. Tante cose. Una che le viene in mente adesso? Niente. No, Vabbè. niente in particolare. Faccia sapere. Monsignor. Assunta? Signor, Ciao. Assunta? No, magari dai, no. Signora Assunta? Signora Assunta? Devo andare a parlare... Signora, devo andare a parlare con il sindaco. Mi dica un consiglio. Da dare a... Sì, perché? No, ma lei mi deve dire un consiglio. Me lo dica lei. Signora Assunta, che consigli possiamo dare al sindaco per migliorare... La situazione? Ecco, brava. Cosa potrebbe fare? Cosa potrebbe fare? Ce lo dica. Tienimi in trappola. Vai, Che in trappola. Signor. Già lo sa il sindaco quello che deve fare. Che? Ce lo dica anche a noi, che glielo diciamo anche noi. No, che già lo sa lui. Già lo sa lui? Sì, sì. Guarda la finestra felice. No, La finestra felice, ce lo dice qualcosa? che non so niente io. Sa niente, se ne lava le mani. No, che ne me le lavo le mani, ma comunque. No, se ne lava le mani, non ho detto niente. Vabbè. Arrivederci, buongiorno. Lei non ci dice niente, vero? No, io non sono di qua. Ecco, non ci offre una fettina di prosciutto così giusto per tirarci Un po' sul di morale. ceci, fave. No, ceci fa. No, mi dia una fettina di prosciutto giusto per assaggiarla. Il prosciutto non lo posso tagliare. Ah, non si può tagliare? Perché le USL non vogliono. Ah, chi? Le USL non vogliono. Ah, non vogliono. È una questione di È genere. una questione di igiene. Uno tiene fame, per una questione di igiene non può mangiare, vabbè. Vabbè, uno se vuole una fettina di prosciutto cosa deve fare? Bisogna farla in carta da bollo. In carta da bolla? Sì. Vabbè. Ma io voglio un prosciutto intero, quanto costa Il questo? prosciutto intero è una Ma questo quanto costa? Buongiorno signora, come sta? Buongiorno, bene. Signora, devo andare a parlare con il sindaco di Sardara. Sì, dica. Ecco, ma cosa vogliamo consigliare al sindaco? Cosa vogliamo consigliare? Di aiutare un po' la popolazione che ne ha bisogno. Ecco, ma aiutare in che senso? In senso, in soldi, in qualche cosa. Perché c'è molta gente che ha fame. Ecco, aiutare Non- i poveri. aiutare i poveri. Ma vogliamo darle un consiglio al sindaco di Sardara per migliorare la cittadina? Per migliorare, sta già facendo tanto, cosa si pretende ancora di più? Tanto. Venga che ci bagniamo. Lei me la dà una fetta di prosciutto, per piacere? Sta facendo tanto. Io lo sto facendo. Ma che cosa ne so? Io mo sono arrivato, non so. Non siamo più belli, siamo tutti asfaltati, tutti illuminati, tutti alberati. Ma veramente? Guarda Certo. che meraviglia, altro che prosciutto. Sto facendo Questa è tanto. roba buona, vedi qua. Le righe Cos'è? con le uova. Cos'è? Ma lei cosa fa vedere? Ma lei fa vedere ma non lo offre. Cosa ti faccio sapere? Offra qualcosa, sicuro questa è una fame esagerata. Scusa, mi vede un prosciutto, così me lo mangia a morso, abbia pazienza. Non si può incartare con uno che tiene un po' di Il fame. prosciutto c'è anche i ceci, Quando- le Ma a paste. me i ceci non mi piacciono. piace- Cos'è? Oh, aspetta che mi taglio un dito qua, no? Ecco, assaggiare. Assaggiare? Vabbè, certo, cogliamo pure. Ecco qua. Questa è roba di serie A, eh? Non ci voleva questa. Aquila Non ci Vittoria. voleva? No, quest'acqua. No, questo ci voleva, signora. Sì. È buono, eh? Ma guarda che sfiga. Sta piovendo a dirotto. Anno nuovo, pioggia nuova. Signora, si faccia... Ecco qua. Dobbiamo aspettare, ci vediamo dopo. Perché sta diluviando.
Signora, che consiglio darebbe lei al sindaco di Sardara? Non commento. Non commenta? No. Ma come sta andando? Sta andando bene? Va? Va? Va. Ma dove va? Va a casa sua? No, dico, va bene, insomma, è bravo. Sì. Perché no? Su che ha fatto, su che no. E cos'è che non ha fatto? Ce n'è di cose da fare. Non ha dato soldi. Non sia Non sufficiente. è mica Babbo Natale, cos'è? Un sindaco mi... Sardara è un'ottima amministrazione, ve lo posso garantire. Cos'è? L'amministrazione di Sardara è un'ottima amministrazione. Ecco, Io non sono di Sardara, ecco, però so che è un'ottima amministrazione. ecco. Contento stai. Perché? Perché lo dico questo? Sentiamo, Perché perché, vedo anche altre amministrazioni. Basta a tutti gli ambulanti. perché fa pagare una tassa a base. Ecco, senti. Ma lì c'è una tassa che Certo, da lì c'è una fare. tassa. Non è colpa su sindaco, se non è... L'immondezza, diminuire l'immondezza vogliamo. Oh, vedi, diminuire le immondezze. Intanto lei mi dicono che ha detto questa affermazione così bella, perché lei paga meno qui per stare. Ecco perché è una bella amministrazione. Certo, perché è onesta. Pagare in base alla famiglia. Perché è onesta. Perché in base al suolo pubblico paghiamo. Quello che occupa uno paga. Ecco. Certo. A pagare, non in base alla casa che uno ha, in base alle persone. Che ci abitano dentro la casa, perché uno l'immondezza se- che la fanno? io La me fanno ne le consumo persone. un mazzo di verdura durante una settimana, mi basta. Ci sono famiglie che ne consumano 3 mazzi al giorno. Ecco. E chi fa l'immondezza? Tutta quella roba lì fa l'immondezza. certo, fa l'immondezza. No, Le non persone. scopare una camera dove non c'è niente. Capito che cos'è? Bravo. Più gente sono, più immondezza fanno. troppo È contento. così. Poi non vuol dire niente, avere la casa grande si può produrre molte cose anche per immondezza. Vero? È una cosa incredibile, qua siamo bloccati qua, ma stiamo facendo lo studio di Scopri il Paese qua, tra un prosciutto e un pezzo di formaggio. Come vedete oggi non piove, è una bellissima giornata di sole, buongiorno. E a Sardara c'è un sole che spacca le pietre, vedete? Non sta piovendo assolutamente. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Gennaro. Buongiorno. Di Sardara? Che cosa consiglierebbe al sindaco di Sardara lei? Cosa le devo consigliare? Sì. Molte cose, però niente. Come? Perché Non si può. non si può. No, vai, torre, sul mercato, non ti fiavo prima. Aspetta che noi non ci avassanemo su, veniamo su, a si fa sul mercato, giornata persa, e allora a montare e smontare per niente. Questo te lo dico perché ti guardo ogni giorno, ogni di sera, no? Cambiare posizione. Cambiare posizione, tornare più o meno o dove eravamo prima, perché qui è inutile venire perché non si fanno incassi e noi abbiamo delle spese, qui paghiamo solo pubblico e inoltre in poi è una giornata persa e la merce vuole venduta e che cosa si può vendere? A questo punto noi non possiamo Cambiare vendere posizione niente. mercato. Cambiare posizione mercato. Bravo, Questa vabbè. è la mia bancarella. Ecco qua, a posto. Buongiorno. Come sta? Non chiamate, va bene. Ambulante mi dà l'acqua oggi. Venga, ambulante. Dove è di Rubio? Senti, ma dove devi andare? A Saluri. Salluri. Sei di Salluri? Oh, allora, che cosa vorresti consigliare al sindaco di Salluri? Sei di Saluri? Non avrei un'idea. Ma il sindaco di San Lurio è un bravo ragazzo, mio amico e lo conosco Hai cambiato da voce, tanto mo? tempo. No, cambiato no, aspetta, non è che abbiamo cambiato. Ma No, prima stavi parlando una maniera. Ai sì, sindaco si parla tutto. Ma io il sindaco di Sardara è un mio amico lo stesso, però Ecco. il sindaco di San Luri Ma qua stiamo confondendo. Salluri sei tu. San Luri. Sardara, qui siamo a Sardara. Sardara. Di Sardara. San Luri Antonello è un bravo ragazzo, Antonello Mancoso è un bravo ragazzo che io lo conosco da molto tempo. E visto e considerato le situazioni che stanno facendo molte cose e allora con questo noi apprezziamo che è una persona come si deve. Esatto, vieni qua. Inoltre in poi la posizione di San Luri tra parlare del mercato, a partire del mercato civile dove facciamo il mercato noi ogni sabato, Ancora, lo sto si dicendo vende questa bene, cosa. è una cosa che certo si sta più bene, nonostante tutto, ma più di di Sardara. Ma che cosa stai dicendo da un'ora? Perché? Per il motivo perché il mercato è messo più bene. Hanno fatto le cose considerate più bene per noi, per il mercato, perché vengono di quei paesi e compagnia bene, ma qui a Sardara veniamo per niente. Da quando? Bah, io da 32 anni.
Finito. Finito. E mi hai deluso, mo che stavi cominciando. E invece? E invece adesso siamo qui perché cosa? Antonio ci vede. Siamo qui venuti per farsi una passeggiata e non serve a niente. Oggi. Secondo me se ero rimasto a casa avevo guadagnato quelle 100.000 lire. Perché tra me... Qualcosa oggi Che cosa c'è qui? Qui a Sardara non fa. La giornata è Io sono fermo qui per niente, non so, mi ero rimasto a casa, mi ero fatto, non so, una passeggiata e stavo più bene. le 10:30, le 11 Tutto- è passate sono. No, quasi ormai ora che la gente esce per fare qualche cosa, noi in modo possiamo guadagnare qualche cosa, dopo non guadagniamo niente. Basta, ti sei preso un'ora e mezza di trasmissione, ti sei preso. Buongiorno. Di Sardara? No. Ecco, ma se lei potesse consigliare qualcosa al sindaco di Sardara, che cosa gli consiglierebbe? Anche oggi ci ha rubato i soldi. Chi? Ah, così è. Abbiamo pagato il suolo pubblico per niente. Io lo dico, Venite qua 2 secondi, venite, siete di Sardara. Siamo di Sardara. Ecco, ma è vero che dicono gli amici qui che praticamente voi preferirete il mercato dove era prima o dove è adesso? Qua. Cosa meglio? Certo, c'è meno... C'è una contraddizione però, vedi? No, non va bene a loro qua. Non esce nessuno, no. Ma non è questione di Bisogna spazio. spostare il paese, non il mercato. Ascoltami una curiosità, ma se dovessi dare un consiglio al sindaco di Sardara, che consiglio gli daresti per migliorare il paese? Ma sta facendo un po' adesso, quindi non penso Sta che... facendo? Ci sono lavori per i giovani. Ma veramente? Sì, Bravo allora. Bravissimo. adesso va bene. Ma ci sarà qualcosa che deve mettere a posto qua? Tutto è perfetto. Ma chissà. Non lo sappiamo. Non si può dire? Non si può dire, è un Ma perché? segreto. Ma Un diciamo la segreto! verità. È un segreto. Oh! Dove facendo un pacco, Ciao! Che Un consiglio al sindaco, qualcosa di buono. Cioè del tipo? E ci sono vari problemi che dovrebbe cercare di risolvere. Dimmene qualcuno. E in questo momento cosa mi viene in mente? Ma è vero che le strade sono sì state fatte ma non bene? Molte si intasano ancora. Si intasano d'acqua? D'acqua, pozzetti che non tirano. Senti che non tirano, allora hanno ragione. E hanno ragione. No, tirano. Figurati, ce n'è un pezzettino vicino a casa, 200 metri, 5 anni saranno, o 10, strada bianca, che la finisca. E che strada è? Via Puglia. Via Puglia. Buongiorno, come va? Siete di Sardara? Certamente. Oh, bene, mamma e figlia spazio. Sì, abbastanza. Allora, ce lo dite un bel difettuccio di Sardara? Belli fettucci di Sardara. Cioè, cosa vorreste consigliare al sindaco? Qui mi hanno detto di fare più ordine, aiutare i poveri, diminuire il costo della monnezza, marciapiedi, luminari, strade, via Puglia ancora, cambiare posizione del mercato. Il migliore, sta facendo tanto. Sta facendo tanto. Ma io sinceramente non ho questi problemi. Mi sembra che il problema di Sardara è che c'è poca gente. Poi Poca non so. gente. E mica si può mettere a procreare, cosa fa? Vabbè, io non lo so. Scusa, poca gente. Tu mi hai fatto questa domanda, no? Cosa sì. c'è a Sardara che non va bene? E io te l'ho detto. Poca gente, sì, ma dico, il sindaco cosa potrebbe fare per migliorare? Ma non so, mi sembra che Quello vada che c'è, abbastanza dice, bene. ecco, quello Sì. che c'è va bene, lei è d'accordo? Ma io non conosco bene l'ambiente di Sardara, quindi Non non... si sbilancia? No. Vabbè, buona passeggiata. Grazie. Ciao cara, ciao. Buongiorno, come va? Di Sardara? Sì. Trapiantata. Trapiantata? Sì. Tu sei di Sardara? Sì, io sono Che di consiglio daresti al sindaco di Sardara? Puramente egoistico di farci la strada, che Quale è strada? strada bianca, via Veneto. Via Veneto, pure Sì. questa strada bianca? Sì, ce ne sono tante. Via Veneto, grazie. Di Ciao niente, cara, ciao. ciao. Vedi, stanno uscendo le cose. Siamo a Sardara, scopri il paese. Oh! Buongiorno. Uri, Ora, noi siamo un bar. Bello. Bel bar. Bel bar. Buongiorno. Salve. Bel bar, complimenti. Bravo, bravo. Non è suo, gli hanno prestato. Titolare, no, sono... È il titolare. Senti, Dimmi tutto. devo andare a parlare con il sindaco. Ma io non lo so dove è il Ma sindaco. tu sei di Sardara? No, Ah, dove sei? io sono di Masullas. Ma sulla. Ti piace Sardara? Bellissimo. È una bella cittadina, veramente.